Buonasera a tutti. Innanzitutto devo dire che io sono ammirato della vostra capacità di spendere un sabato sera per ascoltare cose di questo tipo, e che dimostra la sete che c'è di sentir parlare di questioni diverse da quelle che ci vengono quotidianamente propinate appunto anche dai cosiddetti mass media. E devo dire che proprio perché è un sabato sera, perché io oggi ho la barba lunga, ho lasciato la mia bambina a casa, mi sono vestito così in modo sportivo perché volevo colloquiare con voi, appunto sarà un colloquio, non ho alcuna intenzione di svolgere una, diciamo così, lezione, che poi probabilmente non sarei nemmeno in grado di fare, di tipo didascalico. E proprio in questo spirito, vedete, non ho appunti, non ho tracce, ho portato con me un libro di cui che molti conoscono, altri no, di cui vi parlerò, e nello spirito con il quale ho impostato questa conversazione, che voglio chiamare così perché spero poi che vi sia anche davvero una conversazione con voi o con alcuni di voi, vado a braccio. E a braccio mi viene in mente che io non sapevo che avrebbero fatto sentire la Judita Triumphas di Vivaldi. Devo dire che dà già alcuni spunti. Questo oratorio è un oratorio militare, venne chiamato. Fu commissionato dal Senato Veneto ad Antonio Vivaldi nel 1716, in realtà per il riacquisto dell'isola di Corfù. Fu l'ultimo grande attacco dell'impero turco al cuore della Repubblica Veneta, un attacco che completa 2 secoli di erosione dell'impero marittimo veneziano, quasi 3 secoli, direi, iniziato alla fine del 400. Si dimentica sempre Negroponte, la penisola dell'Eubea che sta diciamo nella parte orientale della Grecia continentale. L'attacco a Negroponte comincia negli anni 70 del 400 e si conclude vittoriosamente per i turchi alla fine degli anni 90 del 400. Poi la volta di Cipro nel 1571, 70-71, con la nota vicenda del povero Marcantonio Bragadin, che poi ha dato vita alla reazione di una lega che si è conclusa con la battaglia di Lepanto, ma Cipro non fu riconquistata. Poi praticamente è un danno a secolo. Poi nel XVII secolo, nel 600, i turchi sferrano l'attacco all'isola di Creta, per noi era e rimarrà Candia, che dà vita a un'epopea bellica superiore a quella che vide confrontarsi i troiani con gli achei, i quali si confrontarono per un decennio, mentre i veneti si sono confrontati con i turchi sotto le mura di Candia o dentro le mura di Candia per 25 anni. Creta fu persa, a parte alcune piazze militari esterne, e quindi sale questa erosione dell'impero veneto verso l'Adriatico, e agli albori del XVIII secolo, nel Settecento, che vi è stato detto, c'è stato detto, per certi aspetti può anche essere vero, ma insomma che viene definito come decrepito e decadente per quello che era il nostro Stato, nel 1714 il sultano attacca Corfù. Corfù significava veramente schiudere le porte, anzi proprio abbattere le porte che avrebbero aperto la strada senza ritorno per l'Adriatico. Corfù era ed è, per chi ha avuto modo di vederla, una piazzaforte formidabile, perché ha 2 fortezze, una antica, risalente ancora all'epoca bizantina, fortificata nel tempo, a picco sul mare, di straordinaria potenza anche visiva, e se ne comprende quasi l'imprendibilità, ma per renderla una piazza davvero formidabile i veneziani fecero una fortezza alle spalle, quindi dalla parte di terra, nel XVI secolo, nel 500, che a vederla impressiona ancora oggi come le molte fortezze del Levante veneto. Questa impressiona particolarmente non tanto e non solo per la possanza, ma anche per la modernità della concezione. Sembra una fortezza di quelle che sono state costruite tra fine 800 e primi 900, anche in epoca di Prima Guerra Mondiale. La piazza fu duramente attaccata e ci furono degli scontri molto sanguinosi, molto pesanti. Venezia aveva, al di là della flotta che per fortuna era integra e capace di difendersi in grande stile ancora, infatti la tecnica dei turchi sarà sempre quella,
evitare il più possibile lo scontro in mare con la Repubblica, aggirare la flotta veneta, scaricare a terra immense quantità di uomini che la Repubblica non poteva avere. Parliamo di inizialmente 10-20.000, poi 50.000 uomini, 60-70.000 uomini, 100.000 uomini a Candia ci furono fuori le mura, e quindi attaccare per via di terra. Per via di terra la Repubblica aveva qualche problema, aveva il Nerbo, che erano appunto i dalmati, gli ultramarini, non solo dalmati ma soprattutto dalmati, ultramarini, di lingua madre slava o latina, non ha importanza, erano gli ultramarini e basta, e tutti parlavano tra di loro il veneto. E poi aveva delle truppe mercenarie, particolarmente di origine germanica, tedesca. In più aveva quella che fu una grande arma, che fu il maresciallo von der Schulenburg, nominato comandante in capo, che fu grande stratega e riuscì a mantenere la piazza. Però c'è da dire che le truppe tedesche furono attaccate e fuggirono, i dalmati morirono fino all'ultimo uomo. Questo consentì di tenere la piazza, consentì quindi una vittoria sotto il comando di von der Schulenburg a terra e dell'ammiraglio Pisani, Andrea Pisani, per mare, e diede lo spunto per questo oratorio militare. Scusate la digressione rispetto al tema della serata, ma per me è molto interessante partire da questo, perché poi ci dà degli agganci. In questo oratorio militare, Iudita Triumphans, perché? Perché la storia biblica di Giuditta ed Oloferne viene utilizzata, come accadeva anche nell'iconografia pittorica, viene utilizzata come metafora della lotta impari tra la piccola, rispetto all'impero turco, Repubblica Veneta e l'immenso impero turco. È Giuditta, la Repubblica Veneta, che secondo la retorica anche del tempo porta con sé tutte le virtù che noi ben conosciamo, e Oloferne l'impero turco. Questo oratorio militare si svolge attraverso una serie di arie, di soprani e quant'altro, e questo è il coro finale che ha un forte significato politico. Salve invicta Iudita Formosa, salve invicta Giuditta Formosa come Santa Maria Formosa, perché le si riconoscono doti anche estetiche, se vogliamo. Patrie splendor spes nostre salutis, splendore della patria. Ecco, primo aggancio. I veneti sentivano il loro stato come la patria. Non è affatto vero che il concetto di patria nasce con i nazionalismi ottocenteschi, tanto per cominciare. Non è vero che il concetto di patria nasce in periodo illuminista e post-illuminista. La patria per i veneti c'è già. Francesco Morosini, quando muore il doge Morosini, muore doge, ma dopo aver trascorso un'intera vita al comando dell'armata, muore a Napoli di Romania, in Peloponneso, oggi Nafplio per i greci, e muore sulla sua nave, non vuole sbarcare, e scrive una lettera toccante dove dice, era un uomo ovviamente con pregi e difetti come tutti noi, grandi difetti, era un uomo del suo tempo, era un uomo che amava la pomposità, che pretendeva il suo passaggio che vi fossero salve di artiglieria, che si è arricchito molto anche con la guerra, che ha vinto tutto quello che poteva vincere, che ha dato grande splendore alla patria, che ha dissanguato le casse dello Stato, ma alla fine ha dato un grande splendore alla patria. Dice nell'ultima lettera inviata al Senato: c'è l'unico mio grande dispiacere di lasciare il mondo e quindi la vita terrena in questo momento è non poter più servire la mia patria. Ecco, questo è un concetto che purtroppo i ragazzi delle nostre scuole non riescono ad attribuire a questi momenti storici e a queste dislocazioni storiche, perché questa storia è stata completamente espulsa dalla logica nazionale, quindi dalla storia ufficiale. E il concetto di patria quindi per noi ha tutt'altro significato, per noi, per i nostri giovani, tutt'altro significato, è postumo e ha determinate connotazioni completamente diverse. Patria splendor, dice la Iudita Triumphans. E poi dice un'altra cosa, ecco l'aggancio finale, che davvero ho improvvisato qui perché mi ha quasi ispirato questa cosa. Non si dice la parola Venezia, perché poi c'era un salto improvviso, logico, nell'oratorio militare tra l'aver parlato fino a pochi secondi prima di Iudita e Olofernes,
E improvvisamente tira fuori Venezia, che sì, era nel tema come metafora, ma non era stata nominata. Qui non si fa la parola Venezia, la si chiama Adria, città dell'Adriatico per antonomasia, per eccellenza. Venezia è Adria. Adria vivat et regnet in pacem. L'augurio che fa Vivaldi nel suo oratorio e che lascia a noi come testimone, dice Adria viva, non viva come lo diciamo noi, viva il soldato dalmata, viva nel senso etimologico, che possa vivere, che possa esistere e regnare in pace. L'aggancio è questo perché? Perché questo allo Stato Veneto invece non è stato consentito. Questo augurio di Antonio Vivaldi si è infranto nel maggio del 1797, quindi a 80 anni circa da un momento in cui Venezia era ancora in grado di difendere i propri confini marittimi allo sbocco dell'Adriatico in pieno Mar Ionio. A 80 anni, dicevo, Venezia viene travolta da una bufera. Ora, questa bufera sarà sempre oggetto di interpretazioni difformi, su questo non ci sono dubbi, perché porta con sé un profluvio di eventi, di avvenimenti, di accadimenti, di valori contrastanti e tra loro inconciliabili spesso, che non consentirà mai una completa unione, accordo nel individuare ed analizzare una vicenda storica tra le più complesse nella storia europea, perché poi quello che accade a Venezia, come è noto, si inserisce in una bufera che investe l'intero continente. Quello che però bisogna cominciare ad analizzare con freddezza, quindi cercando, perché è impossibile, nessuno di noi può farlo fino in fondo, cercando di lasciare alle spalle pregiudizi, cioè in senso etimologico, dovuti a un'ideologia, dovuti a un'idea della storia, dovuti a ragioni più svariate, religiose, familiari, cercando di vedere gli eventi così come furono, anche tenendo presente l'insegnamento degli storici. Braudel diceva che la storia non è la storia degli avvenimenti, quello che lui definiva evenimenziale, e basta. La storia, per essere fatta bene, deve saccheggiare, diceva testualmente, tutte le discipline, la sociologia, la filosofia, il diritto, l'economia, tenendo presente anche questi insegnamenti di Fernand Braudel, grande storico, che paragonava poi fra l'altro, un francese che non aveva niente a che fare con la nostra storiografia particolare, paragonava Venezia alle grandi civiltà, talassocrazie e civiltà marittime del passato, ad Atene e alla civiltà che sorse, Fenicia, che sorse sulle coste africane. Tenendo anche presente, dicevo, questi insegnamenti di Braudel, dobbiamo cominciare a vedere in questa forma, che non ha pretese di questa sera colloquiale, che è un approccio a questi avvenimenti, nulla più, di vedere che cosa è accaduto nel nostro territorio tra il 1796 e il 1797. Vi sono due approcci diversi che si sono scontrati anche in quel avvenimento culturale interessantissimo che si è svolto a Venezia, che molti di voi conoscono, che fu il processo a Napoleone, cosiddetto processo a Napoleone, e che riguardava proprio questi fatti. I due approcci sono: uno, quello di individuare in Napoleone da subito un criminale di guerra che ha compiuto determinate efferatezze, eccetera, e che ha rovesciato le sorti di uno Stato. L'altro, quello di vedere in Napoleone Bonaparte, parlo dei due estremi opposti, in Napoleone Bonaparte, all'epoca solo il generale Bonaparte, un portatore di valori nuovi e positivi, democratici, di uguaglianza, il codice, voi avete sentito parlare, so benissimo perché sono sempre le stesse cose, di codici, di strade, avete sentito parlare della liberazione degli ebrei dal ghetto, insomma una serie di novità di cui si dice, e non sempre a torto, anzi, ancora oggi noi siamo portatori o qualche volta debitori.
Allora, cercando di lasciare alle spalle questa impostazione, che cosa abbiamo fatto? Dico abbiamo perché nacque l'idea tra un gruppo di amici. Io ricordo sempre l'idea, glielo riconosco sempre di Romano Pompeo, che la buttò così quasi in modo scherzoso, e poi l'idea si concretizzò. Tentammo di fare un processo, nel senso ovviamente di una elaborazione storica fatta attraverso il diritto, tanto per cominciare a mettere in pratica qualcosa di Braudel, di Fernand Braudel. E attraverso il diritto il primo problema fu: che parametro giuridico individuiamo per giudicare a 200 anni di distanza, a più di 200 anni di distanza, la condotta di un personaggio, nel bene e nel male, di grandissimo rilievo, qual è stato Napoleone Bonaparte. E qui si sono scatenate le prime discussioni, il diritto dell'epoca, ma quale diritto dell'epoca? Perché la Repubblica Veneta aveva un suo sistema giuridico perfetto, nel senso perfetto non nel senso non perfettibile, nel senso compiuto, cioè un sistema giuridico esistente, di diritto positivo. Poi c'erano delle norme riconosciute di diritto internazionale, ma non come li teniamo oggi, come sappiamo oggi, cioè oggi abbiamo determinati regolamenti o trattati internazionali che disciplinano i rapporti tra gli stati, i casi di guerra, che determinano i casi in cui un tizio può essere ritenuto o meno criminale di guerra e così via. Erano delle norme a largo respiro che non so neanche se possiamo definire norme. Definiamo l'insieme di valori, di principi che taluni riconoscevano come validi in ogni luogo. Poi vi era il diritto francese. Quale diritto francese? Ovviamente il diritto rivoluzionario, quello successivo alla caduta della monarchia, quello della Convenzione. E quindi abbiamo una congerie di sistemi giuridici dell'epoca. Oppure vi è un filtro diverso che era attraverso le norme nostre attuali, che hanno raccolto tutto sommato un insieme di principi universalmente riconosciuti: l'omicidio, il furto, la rapina, lo stupro, l'incendio, l'associazione per delinquere con i suoi presupposti, la devastazione e il saccheggio, la cospirazione, cioè una serie di principi che hanno codificato comportamenti da sempre riconosciuti come negativi, da sempre riconosciuti come processabili, da sempre riconosciuti come reati, ma individuati più precisamente a partire dal XIX secolo e poi con le legislazioni successive in varie modalità, perché noi abbiamo la codificazione, altri non ce l'hanno, su questo vorrei ritornare. E così abbiamo tentato di fare. Dico abbiamo perché parlo per me e per il professor Giuseppe Frigo, che è professore di procedura penale comparata a Brescia e era stato il presidente delle Camere Penali Italiane, quindi insomma abbiamo cominciato a coinvolgere anche determinati calibri nel fare questa operazione e abbiamo individuato come un accusato qualsiasi, non un delinquente qualsiasi, un accusato qualsiasi, una serie di ipotesi di reato. Quindi non partiamo dal pregiudizio, un criminale, cioè, vediamo le condotte di quel tempo nel nostro territorio, perché non abbiamo avuto ovviamente l'ardire né la follia di metterci a giudicare la condotta dell'uomo e dell'imperatore Napoleone Bonaparte, cioè del generale Bonaparte tra 96 e 97, aggiungendo tuttavia delle condotte del Bonaparte quando ritorna nel Veneto dopo il 1806 con il cosiddetto Regno d'Italia, che chi ne dica il nostro Presidente della Repubblica, cosiddetto Regno d'Italia, fino al 1814 quando cade definitivamente. Waterloo è un'altra storia, lo possiamo considerare caduto per quanto ci riguarda nel 1814. E così abbiamo fatto, abbiamo scomposto determinate condotte e abbiamo provato a riproporle secondo una chiave giuridico-penale. E questo è il risultato. Io vi chiedo la pazienza, se vi stancate vi prego di interrompermi a fischi e lanci di oggetti. La pazienza, 5 minuti, vedo perché ha una sua potenza la lettura di questa cosa, di sentire il capo di imputazione così come fu da noi fatto. E per far questo mi voglio anche alzare in piedi perché mi possiate vedere e sentire meglio. Allora, Napoleone Bonaparte, nato ad Ajaccio il 15 agosto 1769, imputato
Quindi abbiamo veramente finto che si tratti di una persona qualsiasi, importante, non importante. Vengono processati i capi di Stato. Attenzione, stiamo ancora processando come criminali di guerra persone ultra novantenni che sono entrate nella storia di una o di altra parte. Quindi il processo storico a volte ancora oggi si incarna in qualche cosa che è vissuto da noi come attuale. Noi quando viviamo il 25 aprile, anziché la festa di San Marco, altri eventi, quasi ci dimentichiamo che viviamo eventi conclusi nel 1945. Allora qual è il confine tra la storia e l'attualità? Il fatto che siano ancora in vita soggetti che sono stati protagonisti di quella storia? Non lo so. Io credo che ormai un quasi centenario sia un sopravvissuto della storia. Eppure viene giudicato attualmente da corti, da tribunali, messo in carcere. Quindi il tempo in questo senso si dilata e vi invito a essere più elastici di quello che ci insegnano normalmente, più critici, avere più senso critico e quindi vedere la persona Napoleone Bonaparte, al di là di ogni pregiudizio, come persona che, anziché essere persona che ha posto in essere determinati fatti nel 1945, l'ha fatto nel 1797, in un'epoca che per noi è piena di spunti di modernità, cioè non giudichiamo un crociato, giudichiamo una persona che si muoveva già con criteri che ancora oggi siamo in grado di capire e per molti aspetti condividiamo, non nel senso che siamo d'accordo, nel senso che viviamo nello stesso ordine di idee, di pensiero, ci piaccia o no. Imputato, in concorso con numerosi altri sodali, cioè complici, francesi, italiani e veneti, di innumerevoli delitti sottospecificati, sempre perpetrati in concorso con altri cittadini francesi, italiani e veneti collaborazionisti, con dolo intenzionale o diretto o eventuale, con condotta attiva o omissiva, perché quale generale in capite della cosiddetta Armata d'Italia, parte dell'esercito di uno Stato rivoluzionario, la Francia, non riconosciuto da alcuna delle principali potenze europee, ma paradossalmente riconosciuto proprio dalla Repubblica Veneta, irrompeva nei territori della Serenissima Repubblica di Venezia, Stato neutrale. Questo lo voglio sottolineare perché conosco la tesi di anche storici paludati, ma io vorrei che voi non dimenticaste mai, quando sentite parlare di guerra, di stato di guerra, giustificazioni di guerra, la Repubblica Veneta fu e rimase neutrale. Oggi sarebbe un fatto di cronaca scandaloso l'aggressione di uno Stato neutrale. Era uno Stato neutrale. Stato neutrale assolutamente non belligerante, nel maggio del 1796, all'inseguimento delle armate austriache, protestando la più assoluta neutralità Bonaparte, fino al maggio del 1797, quindi ha scorazzato per un anno dichiarandosi neutrale nei nostri territori, quando per la prima volta, dopo aver di fatto illegalmente occupato l'intero Stato da terra, sottoposto incessantemente a vessazioni, saccheggi, stragi, rapine, incendi, violenze d'ogni sorta, pretestosamente dichiarava lo stato di belligeranza il 1° maggio, senza mai ottenere la dichiarazione di guerra da parte del direttorio, dettando esiziali condizioni, tra le quali l'abdicazione della compagine di governo, così determinando il tracollo economico, sociale e infine politico della secolare Repubblica il 12 maggio 1797. Da poi dava vita ad un governo fittizio, protetto dalle baionette francesi, la municipalità, rimasta sempre provvisoria, anche per il tramite del quale continuò a perpetrare saccheggi, devastazioni, estorsioni, furti, delitti contro le persone. Ingannava anche i suoi correi municipalisti, poiché, dopo aver fraudolentemente promesso libertà ed indipendenza, attuò, prima con i preliminari di Leoben del 17 aprile 1797 ed infine con il Trattato di Campoformido del 17 ottobre 1797, la cessione all'Austria del Veneto, sino all'Adige ed al Po, dell'Istria e della Dalmazia. Infine ritornava dal 1806 al 1814 in veste di imperatore dei francesi e dopo aver instaurato il cosiddetto Regno d'Italia, compiva per il tramite della propria vessante amministrazione le ultime devastanti operazioni di ruberie, illegali requisizioni, reclutamenti forzati, folli tassazioni e le ultime stragi contro cittadini veneti insorti all'occupazione straniera. In particolare, perché fin qui potrebbe esserci, e certamente c'è, come c'è in qualunque capo di imputazione anche odierno
fatto da un pubblico ministero, un po' di retorica, cioè il pubblico ministero è parte, non è il giudice, è un accusatore. Andiamo ai fatti. Articolo 241 del Codice Penale: per aver commesso i fatti di cui sopra, diretti a sottoporre il territorio della Veneta Repubblica alla sovranità di uno Stato straniero e a menomarne per sempre l'indipendenza. Articoli 253 e 428: per aver distrutto o reso inservibili navi, stabilimenti, depositi ed altre opere militari adibite al servizio delle forze armate venete in tutti i territori occupati, e in particolare per aver devastato l'arsenale di Venezia, nel quale, tra il 16 maggio 1797 e il 18 gennaio 1798, fu distrutto tutto ciò che non era asportabile, segando le chiglie delle navi, rompendo i puntelli che le mantenevano dritte sugli scali, affondando quelle ormeggiate nelle darsene con fori praticati nell'opera viva, distruggendo il 9 gennaio 1798 i 2 peatoni dogali, con l'appiccarvi il fuoco, ed il Bucintoro, rara opera d'arte nautica e scultorea, asportandovi e sminuzzandone tutti gli intagli, per poi appiccarvi il fuoco nell'isola di San Giorgio, fuoco che perdurò 3 giorni interi e le cui ceneri furono incassate, spedite e da lui personalmente recapitate in Milano. Per avere comunque cagionato il naufragio e la sommersione di numerose navi venete, tra le quali, oltre a quelle testé citate, ormeggiate all'interno dell'arsenale di Venezia, il vascello di primo rango Vittoria, affondato nel canale della Giudecca, ove trovavasi alla fonda nel 1797. Articolo 260. Per aver introdotto clandestinamente o con l'inganno i propri armati in luoghi in cui era vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato, come nelle fortezze illegalmente occupate di Crema, Brescia, Bergamo, Verona, Palmanova, Peschiera, dal maggio 1796 al maggio 1797, e come a Corfù, allorquando con l'artifizio e il raggiro, consistito nel far esporre la bandiera della Veneta Repubblica, già caduta, ai bastimenti della flotta d'occupazione inviata da Venezia, così ingannando il provveditore generale da Mar, nobilomo Carlo Aurelio Widman, introdusse con l'inganno le proprie forze armate, occupando le possenti fortificazioni corfiote il 28 e il 29 giugno del 1797. Come ancora in Venezia, allorquando spinse il comandante di un legno armato, tale Loger, a tentare di forzare clandestinamente il porto di Venezia, all'altezza del forte di Sant'Andrea, ancorché impedito dalla risoluta reazione della pubblica autorità, rappresentata dal nobilomo Domenico Pizzamano, comandante del forte. Articoli 266, 72, 302 e 415. Per aver istigato i militari veneti a disobbedire alle leggi e a violare il giuramento dato e i doveri della disciplina militare, e per aver fatto i suddetti militari apologia di fatti contrari alle leggi venete, al giuramento, alla disciplina, agli altri doveri militari, con l'aggravante di essere avvenuto il fatto pubblicamente, con il mezzo della stampa e con altri mezzi di propaganda, e in particolare, già dal febbraio del 1797, faceva giungere nei territori veneti giornali francesi con inviti all'eversione nei confronti dello Stato veneto. Quindi, febbraio 97, siamo ancora in totale neutralità tra i due Stati e non belligeranza tra i due Stati. Come nel Moniteur del 27 febbraio, nella primavera del 97 in Verona incitava la fanteria italiana e gli schiavoni alla rivolta, e ciò facendo con pubblici manifesti e pubbliche ingiunzioni, quali quelli emessi dal generale Laoz il 27 e 28 aprile 1797 e diretti rispettivamente ai cittadini e ai militari delle città e territori di Vicenza e Padova, e per avere con i medesimi mezzi fatto propaganda per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nella Veneta Repubblica e per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società veneta, e comunque istigato a commettere i precitati delitti e pubblicamente a disobbedire alle leggi di ordine pubblico. 270, 305 e 306. Per avere, in tutte le città del dominio veneto, a cominciare da Bergamo e Brescia, e nella stessa dominante, promosso, costituito ed organizzato, anche per il tramite dell'opera segreta di spionaggio e sobillazione politica del generale Jean Landrieu, dirigente della polizia politica e del servizio segreto dell'armata, associazioni dirette a sopprimere violentemente la classe di governo e comunque a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato veneto, ed a sopprimere violentemente ogni ordinamento politico e giuridico della società, per essersi associato con sodali e collaborazionisti locali in qualità di promotore, costitutore e organizzatore, al fine di commettere i delitti sin qui enunciati
e per avere al medesimo fine formato bande armate dal maggio del 1796 al maggio del 1797. Articolo 282. Per avere dal maggio del 1796 al maggio del 1797 commesso tutti i fatti compresi nei presenti capi di imputazione per mutare la Costituzione dello Stato e la forma di governo con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato. 284. Anche in relazione ai reati associativi di cui sopra, per aver promosso un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato, a tal fine costituendo bande armate di briganti collaborazionisti, sorrette dalle truppe francesi che attaccarono Salò, Bergamo, Brescia, Crema, Verona e Vicenza, le valli Trompia, Sabbia, Camonica, Seriana, tra il marzo e l'aprile del 1797. 285. Per avere allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commesso fatti diretti a portare la devastazione, il saccheggio e la strage nel territorio dello Stato Veneto, nel Bergamasco, Bresciano e Veronese, già dal luglio del 1796, e particolarmente nelle valli Seriana, Trompia, Sabbia e Camonica, nell'aprile del 1797, ed in Verona nel medesimo mese d'aprile. 286. Per avere nei luoghi e tempi sin qui indicati commesso i fatti su esposti per suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato Veneto. 287. Per aver usurpato i poteri politici dei legittimi rappresentanti del Veneto Stato in tutte le città occupate e poi nella stessa Venezia, con i modi e nei tempi sin qui enunciati, come a Bergamo, Brescia e particolarmente a Crema, dove il podestà Giovanni Battista Contarini fu cacciato da 200 dragoni francesi del generale Lahoz, similmente entrati in Vicenza; a Verona, dove i soldati del generale Ballan prima cannoneggiavano la città dai castelli della stessa e poi reprimevano nel sangue la sollevazione popolare; a Padova, dove il generale Lahoz piazzò i cannoni agli angoli delle strade; a Treviso, dove l'instaurarsi della municipalità fu attuato con le truppe del generale Baraguer-Dillier alle porte della città; a Venezia, dove l'abdicazione del Maggior Consiglio fu ottenuta con lo schieramento dell'armata sul limitare della laguna e con la minaccia di guerra ad uno Stato neutrale, dopo che a Leoben aveva già trattato la cessione e lo smembramento dei veneti territori. 288. Per avere nel territorio dello Stato e senza approvazione del governo veneto arruolato ed armato cittadini perché militassero al servizio e a favore dell'occupazione francese, nei tempi e nei modi di cui sopra, soprattutto in relazione all'armamento di bande di nobili e borghesi bresciani e bergamaschi, come quelle ripetutamente sbaragliate dai cittadini fedeli alla Repubblica nel Salodiano e nel Veronese nel marzo-aprile del 1797. 291-293. Per aver sistematicamente vilipeso la nazione veneta sino a negarne il diritto d'esistenza e la bandiera veneta dandola ovunque alle fiamme, come a Corfù ai primi di luglio del 1797, oltre ad aver vilipeso in ogni forma possibile l'emblema dello Stato Veneto, il Leone di San Marco, distrutto ed atterrato, ovvero fatto distruggere ed atterrare, ovunque nel territorio veneto, a Verona sin dal 25 aprile 1797, fino all'Eptaneso veneziano, cioè le isole Ionie. 338. Per aver usato sistematicamente violenza e minaccia a corpi politici, amministrativi e giudiziari della Repubblica e alle loro rappresentanze per impedirne del tutto l'attività, delitto perpetrato pur perdurando lo stato di assoluta neutralità della Repubblica e l'assenza di uno stato di belligeranza con i rivoluzionari francesi, con le veementi minacce di guerra contenute nel dispaccio inviato da Judenburg il 9 aprile 1797, con quelle proferite verbalmente alle eccellenze deputati Francesco Donà e Leonardo Giustinian in Gradisca il 28 aprile 1797, consistite nell'affermare: «Ho 80.000 uomini e 20 barche cannoniere. Non voglio più Inquisizione, non voglio Senato, sarò un Attila per lo Stato Veneto. Non voglio alleanze con voi, non voglio progetti, voglio dar io la legge, voglio dar io il governo vostro è vecchio e deve cessare». Ed ancora con la dichiarazione dello stato di belligeranza mai ratificata dal direttorio, al quale era formalmente riservata, del 1 maggio 1797, sulla base di 15 pretestuosi capi d'accusa rivolti alla Repubblica. 407. Per avere sistematicamente, nell'ambito del programma di saccheggio attuato prima e dopo il 12 maggio 97, violato tombe, sepolcri e urne nelle chiese, monasteri, conventi e cimiteri di tutto lo Stato, ciò aggravando e reiterando con l'editto del 1806 che costituiva cimiteri municipali, in tal modo portando a compimento la devastazione e il furto ai danni dei sacelli delle tombe di cui sopra. 416. Per avere, oltre a quanto previsto nel capo sub 5, promosso, costituito e organizzato associazioni, consodali e collaborazionisti per commettere tutti i delitti compresi nei presenti capi di imputazione, questo è giuridico. 421. Per aver sistematicamente minacciato di commettere delitti contro la pubblica incolumità e fatti di devastazione e saccheggio,
come specificato nel capo 12 e come è avvenuto in tutta la terraferma veneta, e in particolare nelle valli Sabbia, Trompia, Seriana e Camonica, con proclami a stampa che minacciavano impiccagioni ed incendi di paesi, nel marzo-aprile del 97, in Verona per ottenere la capitolazione della città il 24 e 25 aprile del 97, in Vicenza per sedare le insurrezioni del 1805 e del 1809. 422 per aver ripetutamente compiuto, al fine di uccidere, atti di strage, ovvero sia tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, derivandone la morte di più persone, e in particolare nell'aprile del 97 nelle valli Sabbia, Trompia, Seriana e Camonica, soffocando nel sangue con impiccagioni, fucilazioni e incendi di abitazioni, la rivolta di valligiani insorti contro le requisizioni, le vessazioni, i saccheggi, gli stupri e le violenze di ogni tipo. Il 17 aprile del 97 in Verona, cannoneggiando barbaramente la città dal castello di San Pietro, così cagionando la morte di alcuni abitanti. Successivamente al 25 aprile del 97 in Verona, con la sanguinosa repressione delle Pasque veronesi, e nella notte del 3 novembre 1805 in Vicenza, cannoneggiando inutilmente la città contro l'esercito austriaco in fuga, così cagionando la morte di cittadini. 423 per aver cagionato sistematicamente incendi nelle circostanze di cui sopra, particolarmente in quelle dei capi 16 e 2, quest'ultimo in relazione alla sorte del Bucentoro. 575, qui riguarda l'omicidio. Abbiamo voluto, ovviamente è impossibile individuare tutte le vittime, individuare alcune vittime con i documenti attraverso i quali è stato possibile, perché questi fatti, esattamente come si fa con i partigiani, con le foibe, con tutto il resto, abbiano anche dei nomi e cognomi di riferimento, delle persone in carne e ossa, perché a volte noi parliamo della storia come fosse, non so, un fatto solo culturale. Per aver cagionato la morte di migliaia di veneti, sia durante i fatti del 96-97, sia per mano delle complici municipalità, sia quale imperatore dei francesi e responsabile del cosiddetto Regno d'Italia. Tra gli innumerevoli omicidi, quelli seguiti alla repressione dell'insorgenza della Valsabbia, del Salodiano e della Riviera, quali tra i tanti quelli di Lorenzo Bonetti ed Angelo Scalmana di Vobarno, uccisi sul Monte Cingolo, Giuseppe Tiboni a Pompegnano, Giorgio Rizzardini, infermo, ucciso a Clibbio, poi decapitato e gettato dalla finestra col capo mozzo, nell'aprile del 1797, Don Giuseppe Cattazzi, parroco di Vobarno, fucilato il 30 maggio del 97 a Salò, dove operava un criminale sedicente tribunale di guerra. E ancora nel medesimo tempo Don Antonio Usbli, parroco di Gardone, Antonio Abati o Albani, buono e ricco signore di Gavardo, Giovanni Speciali di Banerba, Marcantonio Turrini di Teglie, sindaco di Vobarno, tutti lombardi questi signori. Giacomo Peli, detto Pizzaguerra, il milanese Carlo Corio, cavalleggero del Veneto Esercito, reo di essere entrato alla testa di numerosa truppa in palazzolo con sciabola nuda in mano, gridando viva San Marco, e altri, quelli seguiti alla repressione delle insorgenze delle cosiddette Pasque veronesi, quali tra i tanti quelli di padre Malenza, fucilato a San Martino poco prima della resa di Verona, del valorosissimo e mai sufficientemente lodato conte Francesco Emilei, provveditore, reo di aver difeso la patria veneta alla testa delle sue milizie italiane schiavone, del conte Augusto Verità, del giovane appartenente alle cerni del Giovan Battista Malenza, fratello del sopracitato religioso, il 16 maggio 97, il medesimo giorno dell'irruzione delle truppe di Baraguedelier in Venezia, del parrucchiere Stefano Lanzetta, del cazzettaio Pietro Sauro, del cavatore di pietre Andrea Pomari, dal sobborgo di Avesa, dell'oste Agostino Bianchi, dell'anziano cappuccino a padre Luigi Maria da Verona, al secolo Domenico Frangini, reo di aver denunciato in una lettera il saccheggio dei francesi nel borgo di Santa Lucia, tra l'8 e il 18 giugno 97. Quelli seguiti alle repressioni dei moti di Vicenza, succedutisi tra il 1809 e il 1811, quali quelli tra i centinaia di uccisi per ghigliottina di Giuseppe Meneghini, 72enne di Arsiero, il 26 luglio 1809, di Giuseppe Beretta, 34enne, padre di famiglia di Schio, il 28 luglio 1809, Giovan Battista Andrioli, 28enne di Sovizzo, il 27 luglio 1809, Don Giuseppe Marini, 29enne di Carré, e Pietro Nicoletti, 39enne di Ospedaletto Valsugana, il 14 agosto 1809, Antonio Lucchini, 47enne, padre di 8 figli di Sant'Orso, Gaetano Lazzarini, 21enne di Arquà, e Paolo Maffron, 22enne di Tribano, il 24 agosto 1809, Michele Rovere, 22enne di Nanto, Gerolamo Guerra, 20enne di Tribano, il 26 agosto 1809, Giovanni Marini, 42enne di Ospedaletto, Pasquale Bellotto, 23enne di Tramonti, il 30 agosto 1809, Pietro Smaniotto, 27enne di Torreglia, il 3 settembre 1809,
per aver poi introducendo la coscrizione obbligatoria, inesistente precedentemente da noi, in tutti i territori della ex Repubblica, condotto tra il 1806 e il 1814 migliaia di veneti, lombardi, friulani, istriani e dalmati a morire nei campi di battaglia di tutta Europa, sino alla disastrosa battaglia della Beresina, per uno stato straniero ed un principe che avevano prima devastato ed atterrato la loro patria e poi smembrato e ceduto buona parte della medesima all'Austria, così conculcandone per sempre l'indipendenza. Per i veneti c'è una cifra precisa dei veneti morti in Russia nella prima vera campagna in Russia, che non è quella di Adolf Hitler ma è quella napoleonica, e sono 26.000 giovani morti su un corpo di spedizione di 27.000. 605 e 630 codice penale per aver effettuato o imposto l'arresto e la detenzione illegale di migliaia di cittadini e soldati veneti, colpevoli unicamente di aver difeso la veneta patria. In particolare si ricordano i 3 inquisitori di Stato, Agostin Barbarigo, Angelo Maria Gabriele e Caterin Corner, e il comandante del forte di Sant'Andrea Domenico Pizzamano, arrestati il 4 maggio 97 per ordine dell'imputato, il quale minacciava orrende conseguenze in caso di non ottemperanza alla richiesta, e posti in libertà l'8 ottobre i primi, il 23 ottobre il secondo, e nel caso degli inquisitori il sequestro proseguì allo scopo di ottenere ingiusto profitto quale prezzo della liberazione, posto che furono costretti, per ottenere la libertà, a cedere metà dell'intero loro patrimonio. 610-612, siete stanchi? Posso continuare? Per avere costretto, a fronte di violenze e minacce d'ogni sorta, le autorità venete di tutto lo Stato e i privati cittadini del medesimo a fare tollerare o omettere qualsivoglia attività o prestazione a piacimento dell'imputato e della sua truppa di occupazione, e per aver minacciato i medesimi soggetti passivi ingiusti mali d'ogni tipo, di ogni tipologia e specie, come anche risulta dalla serie dei qui esposti capi di imputazione nei territori della Repubblica tra il maggio 96 e il gennaio 98. A titolo d'esempio, basti qui ricordare il provvedimento del Comitato della Salute Pubblica, con relatore il cittadino Giuliani, uno dei più grandi criminali della municipalità, che comminava la pena di morte a chiunque griderà «Viva San Marco» ed a chiunque diffonderà stemmi di San Marco. Articolo 614, per avere con o per il tramite dei soliti complici sistematicamente violato il domicilio dei soggetti passivi di cui al precedente capo, introducendosi nelle abitazioni altrui e in altri luoghi di privata dimora contro la volontà espressa o tacita dei titolari del diritto di esclusione, ovvero introducendovisi clandestinamente o con l'inganno, come nel caso del generale Baraguedilier, che dopo il 16 maggio 97 elesse a propria dimora il Palazzo Pisani di Santo Stefano, uno dei più sontuosi di Venezia. Furto, rapina ed estorsione, 624, 24 bis, 28, 29, per essersi il fine di trarne profitto con ogni mezzo impossessato di cose mobili altrui, sottraendole ai legittimi detentori, per avere, nella maggior parte dei casi, compiuto lo spossessamento testé citato con minacce o violenze alle persone, per avere altrettanto frequentemente ottenuto lo spossessamento altrui con consegne forzate, quali conseguenze di violenza o minaccia derivante dall'uso delle armi o dall'esercizio di poteri usurpati alla legittima autorità, in tal modo depredando immensi patrimoni pubblici e privati. L'elenco delle cose sottratte, per l'appunto con furti, rapine ed estorsioni, è quasi senza fine, e molto è stato pubblicato. Si richiama a tal fine, quale parte integrante del presente capo di imputazione, quanto descritto e analiticamente documentato nell'opera Venezia scomparsa di Alvise Zorzi. A titolo puramente esemplificativo e indicativo, preme qui ricordare la completa spoliazione dell'apparato militare. L'imputato si è violentemente impossessato dell'intera flotta militare della Repubblica. Qui vi prego di ascoltare con attenzione. Ancora forte di 10 vascelli di linea da 70 cannoni, 11 vascelli di linea da 66 cannoni, un vascello di linea da 55 cannoni, 13 fregate da 42-44 cannoni, 2 fregate da 32 cannoni, 3 brick da 10 cannoni, 2 cutter da 10 cannoni, una goletta da 16 cannoni, una bombarda da 5 cannoni, 16 cannoniere con un pezzo da 40 e 4 da 6, 31 busiere, 10 galleggianti, una batteria galleggiante, 40 passi armati, 23 galere, 7 galeotte, 7 ciambecchi, 5 felucche. Credo che la flotta di Sua Maestà britannica in quell'epoca non fosse molto superiore a questa. Molti di voi avranno visto un straordinario film, Master and Commander, con Russell Crowe, che è straordinario perché veramente una ricostruzione storica meravigliosa di cosa significava la guerra navale all'epoca, ma se ben pensate tutto il film ruota attorno all'inseguimento tra una fregata, anzi tra un brick proprio da 28 cannoni,
inglese e una fregata francese che lì viene vista come la nave grande da 40 cannoni. Venezia aveva ancora 10 vascelli da oltre 70 cannoni, famosi da 77 cannoni, e 11 da 66. Solo questi 21 vascelli facevano una delle più grandi flotte che potessero veleggiare sui mari in quell'epoca. Un vascello di linea da 77 cannoni all'epoca era la portaerei, per un totale di 184 legni da guerra. Di essi piace qui ricordare i bastimenti varati nell'arsenale di Venezia, rapinati o destorti dall'imputato e i suoi corri dopo il 16 maggio 97, i vascelli di primo rango Eolo, San Giorgio, Vulcano e Medea, il vascello di secondo rango Fama, le fregate leggere Palma, Bellona, Medusa e Cerere, la fregata grossa Gloria Veneta. Questa è la vera e propria flotta. Solamente a difesa della laguna di Venezia vi erano 37 legni tra galere, sciambecchi, galeotte e feluche ed oltre 168 tra barche, cannoniere, obusiere, passi galleggianti, bragozzi, piedighi, per un totale di ben 205 imbarcazioni da difesa, oltre alla flotta di cui vi ho parlato prima. Inoltre l'occupante trafugò, varandoli o finendo di allestirli, i seguenti legni veneziani, costruiti dalla Repubblica in arsenale, da subito battezzati con lingua francese: vascello di primo rango la Harpe, vascelli di secondo rango Stingel e Berot, fregate Carrier e Muiron. Dalle vecchie sale d'armi dell'arsenale furono asportate armi sufficienti per 20.000 uomini. Dalle nuove sale d'armi furono asportati fucili, archibugi, pistole con relativo munizionamento ed armi bianche sufficienti per armare 30.000 uomini. Dal reparto d'artiglieria furono asportate 5.293 bocche da fuoco, delle quali 2.518 in bronzo e rimanenti in ferro. Altre migliaia di bocche da fuoco furono asportate in tutta la Repubblica, da ogni fortezza, castello e città. Si pensi che nella sola laguna di Venezia erano operativi altri 750 pezzi di artiglieria, tra colombine, cannoni, falconetti, petriere e obusiere, e che le truppe francesi sbarcarono anche nelle munitissime fortezze delle isole Ionie, da Corfù a Cerigo, da Zante a Cefalonia. Dal parco delle bombarde, detto il Giardin di Ferro, in arsenale, fu asportata l'intera raccolta di munizionamento per l'artiglieria. Furono trafugati pece, sevo, fanali, cavi, sartiami, vele, telame, ferramenta, legno frassino e faggio, chiodi, remi, ancore, catene per costruzione porti, stoppa, balle di canape, carbone, strumenti nautici, raffineria e magazzini salnitro, fonderia a piombo, paranchi, officine di falegnameria, modelli navali, molti oggi al Musée des Marines di Parigi. Oltre a sartiami, alberi, pennoni, cannoni, proiettili per allestire e armare 12 vascelli da 74 cannoni. Furono persino asportati gli enormi calderoni per l'ebollizione della pece. La cassaforte dell'arsenale fu sfondata e vuotata. Più di 2000 fucili erano già stati estorti nel Veronese e nella Lombardia Veneta sin dal maggio del 96. Tutto l'esercito veneto fu disarmato, l'imputato si impossessò dei relativi armamenti, viveri a sostentamento dell'esercito occupante. Sin dal maggio del 96 le requisizioni e le richieste estorsive di approvvigionamenti furono enormi. Per avere un'idea basti pensare che già dal luglio 96 la città di Verona dovette provvedere a ingentissime quantità di farine ed acquaviti, 120.000 razioni di biscotto, 300-400 bovi, carri e cavalli da fornirsi in 2 giorni. A questo ritmo vertiginoso l'esercito francese fu mantenuto fino a gennaio del 1798. Opere d'arte. Immenso il numero delle opere d'arte di grande qualità trafugate dai territori della Repubblica. Dopo il 25 aprile 97 a Verona furono asportati dipinti. Furono asportati dipinti, argenti, bronzi, manoscritti ed incunaboli, e così avvenne in tutte le città dello Stato Veneto. Basti pensare che nel cosiddetto trattato di pace, che l'imputato stilò con l'amica municipalità veneziana il 16 maggio 97, tra gli articoli segreti ve n'era uno che riservava all'imputato la scelta discrezionale di 20 dipinti e 500 manoscritti. Trafugati furono il tesoro di San Marco, le nozze di Cana di Paolo Veronese, quasi tutti i dipinti e gli arredi religiosi di 160 chiese veneziane, migliaia di oggetti in argento, metallo o legno di rilevante valore artistico, migliaia di dipinti ed oggetti d'arte delle scuole veneziane. Moltissimi tra i pezzi di artiglieria dell'arsenale erano invero delle magnifiche opere d'arte, delle quali si è perduta ogni traccia. Dalla zecca veneta fu sottratta l'enorme somma di oltre 40 milioni di lire venete in oro, sotto forma di zecchini o di monete. Vittorio Bazzoni ha calcolato che l'importo delle spoliazioni francesi in Venezia del 1797 può essere comunque valutato nella cifra astronomica di 40 milioni di ducati. Stiamo parlando di cifre che potrebbero coprire il debito pubblico italiano 3-4 volte.
633 per avere sistematicamente praticato l'invasione arbitraria di terreni e di edifici altrui, tanto pubblici che privati, al fine di occuparli e di trarne altrimenti profitto. Poi ho capi di imputazione sul danneggiamento, adesso cerco di non annoiarvi oltre, la truffa, l'appropriazione indebita, la ricettazione. La chiesa di San Gimignano. Sì, la distruzione, citavo tra i danneggiamenti, la chiesa di San Gimignano, opera del Sansovino, dei Servi, la cattedrale gotica di Sant'Antonio di Castello, che era la chiesa di marinai della Repubblica, la chiesa dei Servi di Maria, che era una delle più grandi chiese gotiche, insomma. Io vi chiedo scusa di questa pedissequa lettura, però vedete, prima di parlare di valori, di che cosa porta con sé un uomo da confrontare, della propria civiltà da confrontare con un'altra civiltà, è bene analizzare i fatti. Chiunque, se vi fosse qui il professore o chiunque non sia d'accordo con una certa impostazione, potrebbe da subito muovere delle obiezioni e dire in particolare che innanzitutto quello che vi dicevo prima, si trattava comunque di uno stato di guerra. La tesi di chi difende l'operato di Napoleone in questa fase è che comunque di fatto c'era una situazione di guerra, nel senso che si accusa la Repubblica Veneta, fra le altre cose, di aver sostenuto sempre di fatto, mai apertamente, l'esercito austriaco. Quando si parla della fortezza di Peschiera e in Friuli della fortezza di Palmanova, ma anche Osoppo, si sostiene che in sostanza è stata ceduta all'esercito austriaco. Sono le vecchie accuse che già all'epoca di Napoleone vennero fatte, anzi furono i pretesti utilizzati. Voi avete lasciato che l'esercito austriaco entrasse in Peschiera, se voi non l'aveste fatto io non avrei avuto bisogno a mia volta di invadere Peschiera, di entrare nel Veronese e così via. Proprio perché vi siete comportati così ho dovuto occupare le città venete preventivamente, in modo che non vi fosse un'occupazione austriaca. E comunque venivano rinfacciati anche interventi veri e propri da parte anche di truppe venete. Questo è vero, è accaduto che truppe schiavone si siano impegnate ad un certo punto di fatto nella Lombardia Veneta e nel Veronese e abbiano avuto degli scontri armati anche sanguinosi. Si ricorda in particolare una battaglia detta della Croce Bianca con truppe francesi. Ma attenzione, che cosa accadeva? Anche questo viene riconosciuto dalla storiografia. Accadeva che Bonaparte dava l'ordine formale di non ingerirsi in quello che stava accadendo nello Stato Veneto, cioè una sorta di guerra civile tra insorti filo-francesi giacobini e sostenitori del regime della Repubblica Veneta. Quando questi insorti, ovviamente armati dai francesi perché altrimenti non avrebbero potuto fare nulla, si presentavano di fronte, per esempio nel caso di Salò, di fronte a una città, una cittadina, un castello, per prenderne il possesso, in realtà si constatava, e venivano affrontati dalle truppe regolari venete, questi sì, perché gli ordini del Senato erano evitare qualunque scontro con le truppe francesi e reprimere solo le insurrezioni di carattere giacobino locale. Si presentava una situazione ingovernabile sul piano diplomatico. In realtà regolarmente c'erano soldati francesi con gli insorti, quindi non solo c'era una copertura totale, venivano armati dalle truppe francesi, venivano diretti sul piano militare dai francesi, logisticamente erano appoggiati dai francesi, ma alla fine entravano in campo i francesi. E si verificavano questi scontri che nessuno voleva ammettere e la Repubblica non sapeva come giustificare, posto questo imbuto nel quale si era infilata di volere la neutralità a tutti i costi. Questi pretesti saranno a lungo coltivati da Bonaparte con grande intelligenza. Pensate ad esempio al famoso episodio dell'aprile del 97 avvenuto, citato nel capo di imputazione, nella bocca di porto di Venezia, nella bocca di porto all'epoca principale, quella che porta dritta in bacino a San Marco, davanti al forte di Sant'Andrea. Anche lì le tesi non si conciliano. Secondo
la storiografia francese anche dell'epoca, un gruppo di 3 sciambecchi, golette, 3 navi armate francesi entra per cercare ricovero nel porto di Venezia perché viene in corso una tempesta. Prima stava per abbattersi la tempesta e poi la tempesta effettivamente c'è. E i barbari veneziani fanno fuggire 2 di queste golette, poi ne assaltano una e fanno strage dell'equipaggio, compreso il comandante. Napoleone citerà questo episodio nella sua dichiarazione di guerra, vorrà l'arresto del Domenico Pizzamano, eccetera, e dirà: avete assalito un equipaggio inerme che vi chiedeva sostanzialmente ricetto, rifugio, e voi l'avete massacrato. Allora, anzitutto il massacro, e questo è venuto fuori anche nel processo Napoleone, ancora oggi sostengono queste cose. Allora, innanzitutto il massacro corrisponde a 5 morti. I francesi ebbero 5 morti, compreso il comandante. Dopo, per loro sfortuna, siccome vi fu intentato un processo di cui abbiamo gli atti dalla municipalità provvisoria, prima ancora dalla Repubblica Veneta, poi proseguito la municipalità provvisoria, dal processo viene fuori che quando questi francesi, questo Loger, che comandava una nave, guardate caso, con un nome simbolico, il Liberateur d'Italie, doveva liberare l'Italia, incontra un pescatore chioggiotto, mi pare tal Menego, adesso, sì. E questo pescatore chioggiotto viene obbligato a salire sulla nave. Questo lo dice il chioggiotto perché sopravvive alle ferite riportate durante lo scontro, poi morirà, ma prima lascia una testimonianza. Si viene costretto dal comandante francese e viene costretto anche all'indicazione della via migliore per entrare nel porto, e il Menego gli dice: guardate che non si può entrare con un legno armato, c'è un'ordinanza specifica, c'è un provvedimento. Il francese è superiore a questi dettagli e entra ugualmente. Poi il resto sullo scontro, insomma, non ha importanza, che sia stato un assalto volontario degli schiavoni, dei bocchesi, delle bocche di Cattaro, del capitano Viscovic, o che sia stato un ordine del Pizzamano, questo non ha importanza. C'è stata una violazione della neutralità ancora una volta, che oggi, se accadesse, lo leggessimo oggi e lo leggessimo o lo vedessimo alla televisione, lo leggessimo sui giornali, sarebbe pacifica violazione di sovranità, non ci sarebbe nulla da discutere su questo punto. Il ghetto degli ebrei, perché si parla spesso di questo. Allora, guardate, nel processo è venuto un professore universitario, per non far nomi, il professor Walter Pancera, il quale disse la tesi che va per la maggiore, che ha un fondamento di verità. Cioè disse il ghetto fu aperto da Napoleone Bonaparte, cioè fu tolta questa discriminazione a carico della comunità ebraica, perché il ghetto aveva delle cancellate che venivano chiuse la sera, gli ebrei tornavano dentro, venivano chiusi dentro, in questa zona della città. Non da un giorno, da qualche secolo questo accadeva, un paio di secoli almeno. Tenete presente, allora, si calcola che circa il 70% del naviglio veneziano che attraversava il Bosforo, che viaggiava nel Mediterraneo in quel periodo, fosse in mano del capitalismo ebraico. Questo è un primo dato che mi fa pensare che discriminazione ce ne fosse pochina, cioè evidentemente c'era la possibilità da parte dell'intelligenza ebrea e del capitalismo ebraico di esercitare un'attività anche molto lucrosa, molto importante, ma soprattutto, badate bene, con decreto del Senato era stato permesso a queste persone di viaggiare con la bandiera di San Marco, quello che veniva chiamato il paviglione veneto. Quindi avevano la patente con la possibilità di spendersi come veneti. Questa è una novità che oggi ci può sembrare una sciocchezza, ma era di grandissima importanza, perché la Repubblica considerava le comunità straniere che vivevano nel proprio territorio sempre come comunità straniere. Questo non voleva dire che fossero cittadini in serie B, voleva dire che non erano cittadini veneti e avevano un altro status sociale. Gli ebrei erano sempre stati considerati così e non avevano mai chiesto nulla di diverso, peraltro. Il cambiamento in atto interno non traumatico lo si vede da questi segnali. I cittadini ebrei potevano commerciare, possedere navigli
quindi avere grandi profitti, grandi investimenti e soprattutto viaggiare con la bandiera veneziana. A parte questo, ricordo, perché poi le cose che contano sono fatti anche apparentemente poco importanti. Le prime tesi anti-veneziane furono da subito espresse tra la fine del Settecento e i primi dell'Ottocento. Una delle opere principali è stata redatta da tale Daru, un francese che fu incaricato di scrivere la storia di Venezia, no? Come se noi dovessimo scrivere, noi incaricassimo ufficialmente qualcuno di scrivere la storia di Francia, e già questo pone qualche sospetto, no? Perché c'è sempre una ragione nella finalità, in un'azione umana. Quindi viene finanziato Daru, che era un accademico francese, viene finanziato per parecchi anni per scrivere una storia di Venezia, e scrive le peggiori cose possibili di Venezia. Chi si incarica per anni di studiare montagne di documenti quasi esclusivamente al fine di contrastare quelle che lui, non io, non mi permetto, che lui dicevano essere le menzogne della storiografia del Daru, che le diede alle stampe a metà dell'Ottocento, intorno tra la fine degli anni 40 e i primi anni 50 dell'Ottocento, anni significativi, come voi capite, pensate alla Repubblica di Daniele Manin, eccetera, ma che aveva cominciato i suoi studi in questo senso negli anni 30 dell'Ottocento. Samuele Romanin, un ebreo. Ora, Samuele Romanin inizia i suoi studi, come vi dicevo, addirittura, se non vado errato, alla fine degli anni 20, comunque anni 30 certamente. Voi capite che sono passati poco più di 30 anni dalla caduta della Repubblica. Caspita, fosse stato nella comunità ebraica vivo il ricordo di una violazione dei loro diritti, di una discriminazione reale, col cavolo che Samuele Romanin avrebbe fatto una difesa, ebreo, non ex ebreo, avrebbe fatto una difesa, la più bella difesa della Repubblica di Venezia, l'insuperata difesa. Queste cose che avete sentito si basano sulla sua storia documentata di Venezia, di Samuele Romanin. Chi si porrà a capo di uno Stato che avrà purtroppo la durata di poco più di un anno e mezzo e che si vorrà chiamare di nuovo Repubblica Veneta e che prenderà di nuovo il Leone di San Marco come simbolo principale? Daniele Manin. Daniele Manin è figlio di ebrei. Il papà e la mamma di Daniele Manin erano due ebrei. Manin perché il papà di Daniele Manin era stato battezzato, aveva un altro cognome che non ricordo, tipicamente ebraico, ed era stato battezzato da un vescovo Manin, guarda caso, vedete stranamente i legami della storia, fratello dell'ultimo doge Lodovico Manin. Ed era costume che l'ebreo battezzato prendesse il nome da cristiano e anche il cognome del vescovo che lo battezzava. Ecco perché spesso, ancora oggi a Venezia, molte persone che portano nomi patrizi in realtà sono di origine ebraica. Anche Daniele Manin, se voi vedete la storia di quel 1848 così convulsa, voi vedete che ebbe un conflitto enorme già all'epoca con chi? Con quelli che venivano definiti gli italianissimi, quelli che già concepivano questo disegno, che già, consentitemi una battuta, non ne farò più, che già dalle 12 tavole si conosceva dai tempi della Bibbia, cioè l'unica funzione dell'uomo era quella di arrivare all'unità d'Italia. Avevano quest'idea, volevano il tricolore, Manin voleva il Leone di San Marco, volevano dare un nome alla Repubblica, Manin voleva un'altra cosa, e già nel suo libro che diede alle stampe insieme a Tommaseo per raccogliere il grande congresso degli scienziati italiani, che fu il luogo in cui fermentò la rivoluzione del 48, di Venezia e delle sue lagune. Già in quel libro Daniele Manin si incarica di fare che cosa? Di dare nuovamente lustro al diritto veneto, richiamandone gli istituti, richiamandone i valori che ne erano sottesi, perché pare impossibile, ma dopo 50 anni già non se ne parlava più, si dava per cosa del passato. È un altro ebreo, quindi, che non solo difende la Repubblica, ne difende la memoria, ma ne ripropone in vita gli istituti. Manin poi ha una vicenda personale tristissima, ha una disgrazia dietro l'altra, muore giovane a Parigi, esule,
e prima di morire fa delle dichiarazioni che chi non vuole ammettere che Daniele Manin fosse uno che non voleva il Regno d'Italia ci ricorda sempre, sono vere, cioè fece dichiarazioni alla fine di tipo unitario, cioè dice, sì, è bene che sia fatta l'unità d'Italia, eccetera, dopo una vita nella quale aveva predicato il contrario. Mi permetto di osservare, è un'osservazione di fatto, era un uomo sull'orlo della tomba, povero, malato, abbandonato da tutti. Ma il suo pallino è la Repubblica Veneta, per il quale veniva anche preso in giro, già all'epoca. Tutto questo per dire che insomma la storia va vista non con gli occhi dell'ideologia. Perché parlo di ideologie? Perché le ideologie, per quanto concerne la figura di Napoleone e quello che ha fatto ai nostri territori, la fanno da padrone. Vedete, nel processo Napoleone si sono fatti avanti difensori di estrazioni opposte e, per dirla con una terminologia dei nostri tempi, diciamo così, di spiccata sinistra, parlo con rispetto, attenzione, non sto motteggiando, non faccio politica, e di spiccata destra. La ragione c'è, esiste. La sinistra vede in Napoleone Bonaparte l'uomo del rinnovamento, della rottura col passato, della rottura con l'ancien regime, dell'introduzione di determinati valori che così considerati, l'uguaglianza tra gli uomini, eccetera, cioè una liberazione dalle catene del passato, così la interpreta. Certa destra, e ha ragione, vede Napoleone Bonaparte come il vero fondatore del nazionalismo italiano. Quando viene ammainato il Leone di San Marco nel maggio del 1797, voi vedrete, ci sono delle incisioni dell'epoca dove vedete che viene issato un tricolore. Sono in bianco e nero, per cui io ho sempre pensato stupidamente per anni che fosse un tricolore francese. No, era bianco, rosso e verde. Esisteva già. Ho visto che in vendita c'è il libro di Luigi Tomaz, che non è certamente né un separatista né un rivoluzionario, è un profugo di Cherso, che è stato sindaco di Chioggia, uno studioso, una persona per bene. Lì c'è scritto chiaro e tondo quello che alla fine io ho creduto di comprendere, ma sembrava una conclusione abbastanza eversiva, ma è la verità. Per quanto ci riguardano i veneti, il tricolore nasce in antitesi al Leone di San Marco, è la negazione dello Stato veneto, è la negazione della storia veneta. Il tricolore viene portato come coccarda da chi in quei giorni negava e non ne voleva più sapere della storia veneta. Ecco perché Bonaparte piace a una parte e all'altra. Bonaparte non a caso sarà quello che prima del Regno d'Italia fa la Repubblica Italiana. Repubblica Italiana. La prima fase viene chiamata Repubblica Italiana perché lui non è ancora un imperatore, è ancora finge ancora di essere nei miasmi di una fase repubblicana. Il primo presidente della Repubblica Italiana si chiama Napoleone Bonaparte. Lui si istituisce presidente della Repubblica Italiana, quel primo stato, nucleo di stato, che viene costituito in Nord Italia tra la Lombardia, il Piemonte, eccetera. Repubblica Italiana, che viene tramutata in Regno d'Italia, come diremo noi veneti, anche a paesente che vede, posto che un imperatore non poteva essere a capo della Repubblica, e allora diventa Regno d'Italia, ma nasce come Repubblica Italiana. Il simbolo è il tricolore. E come fa a non piacere questo personaggio a chi pensa che, legittimamente da par suo, che l'unità d'Italia sia un valore importantissimo e fosse l'unico destino delle nostre esistenze? Certo che deve piacere. Il nostro ricordo, quello che mi colpì in particolare dell'inizio del settennato dell'attuale Presidente della Repubblica, fu la scelta del proprio personale. Sapete che ogni Presidente può scegliere una bandiera, un gagliardetto, un simbolo della propria Presidenza. E lui scelse il tricolore della Repubblica Cisalpina. Perché? Perché infatti noi quando hanno istituito 3-4 anni fa la festa del tricolore, la fanno risalire non all'epoca risorgimentale, ma al 1797, 1796 credo addirittura,
Cioè c'è un filo diretto tra la rivoluzione portata qui da Napoleone, le repubbliche fantoccio che lui, le repubbliche collaborazioniste, la repubblica di Vichy è come la repubblica francese collaborazionista dei nazisti, è la stessa cosa. Le sue repubbliche collaborazioniste e poi il risorgimento e la storia italiana. Piaccia o no, attenzione, io lo dico da critico, a qualcuno può piacere, non ci si deve scandalizzare per questo, è un fatto, punto. È un fatto che piaccia o non piaccia, a me non piace, a qualcun altro piace, è un fatto. Napoleone è il fondatore del nazionalismo italiano, non solo di quello italiano, perché fomentò anche il nazionalismo jugoslavo, fomentò anche i nazionalismi dell'Europa dell'Est, era un suo modo di creare questo divide et impera, in fondo significava una rottura col passato anche attraverso questo sistema, ed era il sistema che lo teneva in piedi. Il diritto. Viene sempre detto, ricordato il Code Napoléon come uno dei meriti principali, indubbiamente una codificazione razionale, ben fatta, con istituti che ancora oggi spesso seguiamo, è o può apparire un merito. Però vedete, questo ragionamento si basa su una petizione di principio. Una petizione di principio è qualcosa di indimostrato, non è un dato di fatto. Un ragionamento con conseguenze logiche ha un fondamento insuperabile se si basa su un dato di fatto constatabile, il sillogismo aristotelico. Se invece io il primo punto di partenza del mio ragionamento, da cui traggo tutte le altre conseguenze, è ipotetico, allora il mio ragionamento è fallace, cioè le conseguenze possono anche non essere credibili, vere, eccetera. Ebbene, dove sta scritto che la codificazione sia l'unico sistema giuridico possibile? Questo è il punto di partenza. Cioè è vero, ci ha dato il codice, è vero, per l'epoca era un bel codice, benissimo, ma quello che impressiona è che con questo si chiude il discorso a chi non sa. Si dice, ma guarda che ha fatto il codice, prima c'erano leggi fatte un po' così, insomma, il codice nasce con Napoleone, uno non sa, si mette sulla tenda e dice, caspita, il codice di Napoleone, basta. Dove sta scritto? Abbiamo uno Stato ancora oggi tra i più importanti del mondo, il Regno Unito, che non ha codificazione. Gli Stati Uniti d'America, salvo alcuni stati come la Louisiana, perché loro che la democrazia la conoscono bene e quindi hanno attuato il vero federalismo, hanno addirittura codificazioni diverse da Stato a Stato, hanno addirittura, ordinamenti diversi da Stato a Stato. Gli Stati Uniti d'America nella loro maggioranza non hanno una codificazione e non mi pare che abbiano difetti di civiltà al loro interno, che abbiano avuto dei traumi o dei sensi di colpa o di inferiorità giuridica. Guarda caso noi, che siamo invece i portatori della civiltà di codificazione, quando siamo andati a riformare il codice di procedura penale nel 1988, entrato in vigore nell'89, ci siamo ispirati a un modello americano. Anche qui può piacere, può non piacere, non ha importanza, è un dato di fatto. È un dato di fatto, è un dato di fatto che noi, orgogliosi della codificazione, siamo andati ad ispirarci a un sistema che non conosce la codificazione, che vive su un sistema quindi simile a quello che era quello veneto. Il diritto veneziano, salvo l'ultima parte del Settecento in cui iniziano delle opere codificate, dei tentativi di codificazione si protraggono dei tentativi di codificazione, c'è l'idea di codificare perché nel continente sta accadendo questo. Intorno al 1700, Edoardo correggimi, 70 e qualcosa, c'è la Leopoldina, l'importante codificazione nel Granducato di Toscana, quindi c'è il codice della Veneta mercantile e marina e il codice feudale, che sono le grandissime codificazioni della Repubblica Veneta, ma non siamo arrivati a un codice civile e a un codice penale. Forse ci saremmo arrivati, perché il trend, come si dice oggi, era quello di codificare, ma non ci doveva essere, né ci deve essere oggi un complesso per il fatto di non aver avuto prima una codificazione. Si viveva secondo un sistema simile a quello anglosassone attuale. Ripeto, questo in ogni discussione, anche accademica, elevatissima, tutto questo si dimentica. Si vede il fatto di aver introdotto una codificazione come essere intervenuti in un mondo di barbarie attraverso un lampo di civiltà. Non è vero. L'Inghilterra ha vissuto senza introdurre nella propria società un solo elemento proveniente dalla rivoluzione francese e dall'avvento napoleonico.
lo Stato inglese, la storiografia inglese attuale non ha dubbi nel qualificare Napoleone Bonaparte come uno dei più grandi criminali della storia. Ha cosparso l'Europa di milioni di morti. Questi sono fatti. Poi li possiamo interpretare, ma allora cominciamo a doverci chiedere cosa distingue una persona che ha creato milioni di morti e che viene qualificata come un grande criminale da un'altra che ne ha fatti altrettanti di propria iniziativa, non difendendosi ma attaccando, e che invece non viene considerato un criminale. Qual è il seme che ancora oggi, a 200 anni di distanza, fa sì che fior di intellettuali si spendano per dire che un uomo che ha fatto milioni di morti, attaccando il prossimo, distruggendo stati, radendo al suolo città, chiese, monasteri, che quell'uomo non sia un criminale di guerra? L'ideologia, cioè l'ideologia è un velo che si chiude, è la morte della ragione, è il sonno della ragione, perché è un filtro, una codificazione che ci fa vedere i fatti diversi da quelli che sono. Gli ultimi libri di matrice inglese peggiorano questa visione di Napoleone Bonaparte. Hanno messo in luce finalmente, definitivamente, addirittura le manchevolezze militari. Io non sono un militare, ma l'operazione dell'invasione della Russia da parte di Napoleone Bonaparte non è più cretina di quella di Adolf Hitler. Forse lo è di più, perché Hitler aveva a disposizione dei mezzi certamente superiori. Aveva una possibilità di spostamento, una capacità logistica, un'organizzazione incredibile che gli consentiva di sognare un qualcosa di più, di affrontare l'inverno russo. Bonaparte no. E Bonaparte ne fa un'altra, lascia centinaia di migliaia di uomini morire in Russia e se ne ritorna velocemente con la propria troika a galoppo, abbandonando i suoi uomini a morte certa e definitiva, e si mette al fuoco di un camino, lo dice un suo biografo apologetico di Bonaparte, non un critico, si mette al fuoco di un camino a pensare alla sorte dei propri uomini, dispiaciuto, e cominciando a pensare come avrebbe potuto trovare altri centinaia di migliaia di carnami da cannone. Questa accusa gli viene fatta dai suoi connazionali, e Chateaubriand scrive delle pagine straordinariamente infuocate contro Bonaparte su questo punto. Lui gli rinfaccia di aver visto i francesi, non i veneti, solo come carne da cannone, punto. La coscrizione obbligatoria la introduce lui ed è una delle più grandi fonti di inciviltà che siano esistite nel continente. Oggi siamo tornati all'esercito professionale e abbiamo celebrato per decenni la leva obbligatoria come una specie di dovere sacrale, come qualche cosa, anziché una barbarie dove un contadino viene portato via dalle proprie terre, non rende più per la propria famiglia. Attenzione, non oggi, in epoca in cui togliere 2 braccia voleva dire togliere metà della forza lavoro e metà della forza imprenditoriale di un'azienda. In questa situazione abbiamo creato la sacertà del servizio militare, eppure alla fine l'abbiamo abbandonato questo grande criterio, siamo tornati tutti all'esercito professionale. Ecco, lui introduce la coscrizione obbligatoria, che non poteva che essere imbevuta di ideologia. Come fai a mandare milioni di persone a morire con una divisa? Devi dargli un qualche cosa di importante. Quindi lui fa nascere i nazionalismi, le ideologie di quel tipo, le porta al parossismo e butta milioni di vite sotto i cannoni. Quando non ne ha più, cade definitivamente. Questa è la purtroppo realtà, certamente alla fine anche da me interpretata secondo il mio punto di vista. Ma ai capi di imputazione, a questi capi di imputazione, potete togliere gli aggettivi, potete togliere determinate colorazioni che possono non piacere, ma i fatti sono quelli. Come si possa ancora oggi difendere, almeno nel Veneto, lasciamo stare nel Girone, almeno nel Veneto, l'opera di Napoleone Bonaparte, io non riesco a capirlo.